Sei entrato nel cuore poi i tifosi, così ti hanno proprio visto per tutto lo stadio. No, mi è piaciuto da quando sono arrivato, pure da quando sono venuto con la Roma qua, ho visto che il tifoso, il stadio è sempre pieno, i tifosi non fischiano mai le squadre e questa è una cosa che mi motiva ancora di più dentro il campo. Il tuo futuro a proposito di Roma? Ancora non lo so, io sto cercando di fare il mio migliore, devo fare il 100% degli ultimi 3 partiti. Adesso abbiamo la Lazio che è una partita importantissima, un confronto diretto, dobbiamo giocare ancora di più che abbiamo fatto oggi per vincere che è una gara tosta. Lo dicono i numeri, lo dico, cioè la classifica, insomma il Verona può ancora credere all'Europa League. Certo, io da quando sono arrivato ho detto questo, mi chiamavano di pazzo, però adesso tutti credono di questa cosa perché ho visto un sacco di partite del Verona, ho visto che si poteva fare la grande, adesso ci proviamo fino a. Cosa vuol dire segnare 20 gol? Oltre il primo gol con la maglia giallo-blu peraltro. Sì, per me è stato bellissimo perché volevano già ringraziare loro di tutta questa entrata mia calorosa che ho avuto qua. Volevo pure fare il mio primo gol di stagione che è stato bellissimo. Facciamo così, una dedica speciale anche a quella famiglia che ieri a te a Martis ha dato un passaggio da peschiera all'hotel, ti hanno caricato in macchina. Bravo, pure loro perché sennò dovevo pagare multa in albergo ancora. Va bene, loro hanno salvato il Max. Ultima battuta invece per te sarà un derby, il 21 prossimo, si va appunto all'Olimpico contro la Lazio, una sfida appunto del profumo d'Europa. Sì, per me sì, perché mi piace questo tipo di partiti, perché sono partite importanti che si mette il cuore, è una cosa emozionale molto, molto forte per me. A me piace molto, mi piace questo tipo di sconfronti diversi, importanti.